Marco Tremolada tiene Seregno 2-0, l'hockey è uno sport veramente strano, 5 pali di Seregno che era riuscita secondo me a fare una partita difensiva spettacolare. Cosa è successo? Sì, diciamo che rispetto alla gara di andata l'abbiamo preparata decisamente meglio, abbiamo messo in piedi un'ottima difesa, però comunque purtroppo lo sport è così, ci sono state delle volte in cui la fortuna ci ha premiato e oggi non è stata una di queste. Comunque siamo abbastanza contenti della nostra prova. Il sogno playoff è lì proprio a portata di mano perché anche Sandrigo ha perso a Montecchio, siete a più 5 fondamentalmente dalla quinta squadra di classifica, insomma eccezione fatta per il Trissino che chiaramente non può partecipare ai playoff. Marco, io Salerno l'ho vista l'anno scorso, la sto vedendo quest'anno, cosa è successo? Cosa avete fatto come cambio? Perché alla fine senza Cirino però con Velasquez bene o male siete gli stessi, cosa è successo quest'anno? Ma diciamo che non possiamo che essere orgogliosi della stagione che stiamo facendo, soprattutto per come era cominciata la Coppa Italia, che abbiamo fatto una vittoria e 7 sconfitte. Sicuramente è stato importante il lavoro che sta mettendo in piedi Giaroni insieme a Tommaso Colamaria, che comunque ci seguono tutti gli allenamenti e ci aiutano a crescere giorno per giorno. E è un percorso che per la maggior parte di noi va avanti da 3 anni, bene o male siamo gli stessi. Penso che gli innesti di quest'anno siano stati molto corretti per il tipo di giocatori che siamo noi di Seregno e quindi diciamo che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro che mettiamo in campo tutte le settimane. Ultima domanda, ritorniamo sulla partita. Se potessi rigiocarla, Marco, cosa cambieresti, diciamo, Ma a livello di impostazione, ecco, di questa penso che il partita? tabellino parli chiaro, che forse oggi si è visto un Seregno un po' troppo nervoso, infatti il Tiene ha fatto 2 gol su tiri diretti, nostra colpa, ne faremo tesoro per la prossima gara dove proveremo a essere un pochettino più tranquilli e magari anche più concreti sotto porta, perché tanti ferri e tanti tiri fuori. Bene, io ti ringrazio Marco, ti Grazie a lascio te. andare a fare la doccia e alla prossima. Va bene, grazie mille.